Buonasera amici telespettatori e ben ritrovati su Calcio Napoli 24 TV. Siamo come sempre in diretta con lo speciale calciomercato dalle 20 fino alle 21, le ultimissime sulle trattative del Napoli, ovviamente nomi caldi, quelli di Kepa, Raspadori, l'uscita di Alex Meret, di Andrea Petagna e di Simeone, tra poco tutte le ultimissime. Buonasera a tutti voi da parte di Riccardo Catapano, con me come di consueto c'è Emanuele Bernardo in cabina di regia, tra poco ci sarà anche il nostro amico Ciro Venerato in collegamento, poi andremo da Luca Cerchione, gli ospiti e anche il collegamento a Castel di Sangro da Marco Lombardi e dai nostri inviati, come sempre tantissimi aggiornamenti, tantissime notizie che potrete leggere, seguire e vedere su Calcionapoli 24 TV, canale 79 del digitale terrestre, ma anche sui nostri canali social, quello YouTube e quello Twitch, ai quali ovviamente vi invito ad iscrivervi, in particolar modo, insomma, su YouTube già siete tanti che ci scrivete e iscrivetevi, lo ripeto di nuovo, al canale. Saluti a Vincenzo Rea che non si perde una nostra diretta. Caro Vincenzo, buonasera anche a te. Tra poco ovviamente parleremo di Kepa, di Raspadori, di Meret, tante ovviamente le notizie. Salutiamo anche Azzurro P Champions che saluta Emanuele Bernardo. Bravi ragazzi, bisogna salutare anche Emanuele Bernardo, colui che non dorme praticamente mai. Quali sono gli aggiornamenti? Tra poco li avremo, però vi possiamo dire che arrivano dei piccoli indizi perché Raspadori non è partito titolare nell'amichevole con il Sassuolo ed è entrato solo nel finale. Meret quest'oggi nell'allenamento del Napoli non ha preso parte alla seduta e ve l'hanno raccontato Marco Lombardi, Claudio Russo e Lorenzo Sorianiello proprio da Castel di Sangro. Questo che cosa vuol dire? Eppur si muove un poco alla volta. Queste trattative continuano ad andare avanti con, ci auguriamo ovviamente, la possibilità che vengano chiuse il prima possibile con esito positivo ovviamente per quanto riguarda il Napoli. Ma ne scopriamo di più grazie al collega della RAI e amico Ciro Venerato in diretta con noi anche questa sera. Ciao Ciro, buonasera. A te buonasera Riccardo e agli amici di Calcio Napoli 24. Allora, Ciro, le trattative proseguono, vanno avanti a piccoli passi. Lo abbiamo detto, le trattative del Napoli sono così, ma non sono ferme, vanno avanti in particolar modo quella per Giacomo Raspadori. Quali sono le ultime per l'attaccante del Sassuolo? Dunque, le ultime sono queste. C'è stata finalmente una telefonata di De Laurentiis ieri sera Mm. dopo l'amichevole col Girona. Il presidente ha chiamato Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Abbiamo conferme in casa Sassuolo che la telefonata c'è stata, quindi è assolutamente vero, non è un rumors di mercato. La telefonata è durata non più di un minuto e mezzo, 2 minuti, è il tempo di salutarsi e ribadire da parte della Laurentiis la volontà di acquistare Raspadori e soprattutto di averlo al più presto. Carnevali ha messo fretta, come ho anticipato al Napoli, parlando con Tinti, e Tinti ovviamente pochi giorni fa, dopo il colloquio con Carnevali, ha relazionato il presidente che ha capito l'antifona e si è mosso. Carnevali ha fatto presente che per ovvi motivi non andrà oltre metà della prossima settimana, quindi Raspadori o resta al Sassuolo o va via, ma tutto questo si deciderà entro metà della prossima settimana, non oltre. Perché? Perché loro devono prendere un giocatore. Il giocatore è l'Orienté del Laurent, strappato proprio all'ultima curva al Torino, perché in attacco avranno il calciatore del Peñarol acquistato a giugno per 12 milioni in 2 rate al Varese, e quindi non andranno su un'altra punta, il motivo per il quale hanno mollato Pinamonti, che a questo punto avrà via libera credo per andare all'Atalanta, e prenderanno un esterno. Però tutto questo ovviamente anche l'Orient insomma non può aspettare all'infinito, visto che il giocatore piace anche al Torino. Quindi il giocatore è stato bloccato dal Sassuolo per 5-6 giorni, proprio perché in questi 5-6 giorni Carnevali spera di chiudere con il Napoli Raspadori. Si è sempre parlato di Juventus, come hanno fatto alcuni giornali. Io ho sempre detto che la Juve restava e resta tra le quinte, perché ad oggi Carnevali non ha ricevuto nessuna offerta ufficiale né nessun colloquio di appuntamenti con i dirigenti della Juve, almeno fino ad oggi. I procuratori qualche colloquio l'avranno anche avuto, come hanno avuto colloqui con altre squadre, piaceva anche all'Inter Raspadori, e anche il Milan l'ho seguito, però l'unica società con la quale ha raggiunto un accordo definitivo
senso che ha detto sì, ci piace questa offerta, è stato il Napoli. Nei due colloqui che hanno avuto Tinti e Montipò con De Laurentiis, Giuntoli e suppongo anche Chiavelli. Ora quindi si arriva alla stretta finale. Da domani ogni giorno è buono per il vertice. Credo, ripeto, è una mia proiezione, questa non è una certezza rispetto a ciò che ho detto, che probabilmente forse si svolgerà a Roma, credo, perché Sì, Carnevali ha i suoi interessi di lavoro a Milano, perché dirige una società, la Massa del gruppo a Milano, quindi gli è più comodo raggiungere via Fiumicino Roma che insomma altre zone. Escludo l'Abruzzo, escludo un vertice a Castel di Sangro, questo lo escludo, e quindi a meno che De Laurentiis non si decide lui di andare a Milano, questo pure però diciamo a oggi mi sembra più un discorso da fare alla Filmauro che a Milano in qualche albergo, però ripeto, questo conta poco. Conta che a breve capiremo e sapremo qual è il giorno, il D-Day. Dici pure lo sbarco in Normandia, speriamo che questo sia il D-Day dello sbarco di Raspadori, anche perché i napoletani hanno bisogno di un po' di entusiasmo, perché veramente devo sì, dire che tra gli acquisti che fa la Roma, che festeggia oggi l'arrivo di Wijnaldum, l'altro giorno abbiamo visto la festa fatta all'Eur a Dybala, gli addi strappalacrime, prima di Koulibaly, ieri il video di Mertens, come dire, la gente ha bisogno di un po' di gioia e credo che davanti su questo lo sappia, e quindi credo che non appena il Napoli annuncerà Raspadori, spero anche che Kepa, magari l'aria sarà un po' diversa, insomma oggi sicuramente non c'è grande entusiasmo, nel senso che c'è solo grande speranza, questo sì c'è grande speranza, però come ho sempre detto dal primo giorno, il mercato del Napoli, noi professionisti del settore, scevri da ogni forma di tipo d'alto, perché il tipo è un fatto personale, esatto. quando faccio il professionista ragiono con la testa, il cuore lo metto in soffitta perché sennò sarei un cattivo professionista. Questo non mi ha mai impedito di dire, di esternare le mie idee, siano esse politiche o siano esse calcistiche, mai nascosto nulla, però se faccio una valutazione di ordine professionale, mi occupo di calcio, quindi in questo caso di calcio io valuto il Napoli né più nemmeno come valuto il Voghera, cioè nel senso con lo stesso distacco quando faccio il mio lavoro. Però proprio per questo sono credibile e vi dico che io il Napoli lo promuoverò, boccerò alle 20.01 del 1 settembre, perché parlare ora del mercato è come, ripeto, commentare una partita al 30° minuto del primo tempo, è molto stupido. Perché poi, ripeto, ora se buttiamo vagonate di critiche al Napoli e poi da qui al 1 settembre si presentano contro 4 acquisti di livello, i primi 2 li stiamo intuendo e non mi sembrano proprio malaccio, cioè No. Raspadori, forse il talento migliore under 24 del nostro paese, e se permettete un portiere del livello di Kepa, che sicuramente reduce da 2 stagioni in chiaroscuro, ha giocato poco, però credo che con tutto l'affetto per Meret, se molli Meret e metti in posta Kepa e magari come secondo ci metti dietro Sirigu, insomma mi sembra che qualcosa è successo, insomma e succederà. Per quanto riguarda il Kepa, oggi è l'ennesima Esatto. giornata di colloqui, è lunga, nel senso che il Napoli, devo dire con molta onestà, forse si aspettava di chiuderla prima, ma non aveva fatto i conti con l'intransigenza del Chelsea sui bonus. E poi c'è il discorso dello stipendio, perché la proposta è sempre quella, pagate il 25% e noi il 75%, e De Laurentiis per ora è ancora fermo sul 1,5 milioni, magari farà qualche passo avanti, insomma arriverà a 2 milioni, ma deve arrivare credo almeno a 2.250.000 euro, come dico da tempo, per sbloccarla. E poi c'è il discorso dei bonus, che non è un discorso da poco, perché De Laurentiis vuol pagare poco questi bonus, perché li considera comunque delle perdite, perché è un giocatore in prestito, quindi non è un investimento, sai, di quelli che tu poi spendi una cifra anche per Raspadori, spendi una cifra importante, 30, con i bonus, però magari tra 2 anni, tra 3 anni lo rivendi a 100 per dirti. Quindi su queste cose lui ha questo piglio da manager, spero però che capisca che i conti sono importanti, però conta anche poi insomma la squadra e l'ambiente. La squadra deve essere Certo. rinforzata, quindi Kepa non deve perderlo, e sarebbe un grave errore, e soprattutto anche l'ambiente conta, perché l'ambiente dà entusiasmo ai giocatori, che poi sono esseri umani, miliardari ma sono esseri umani,
e quindi quando c'è una negatività, una depressione, uno scaramento, i giocatori avvertono tutto ciò, sia in città che allo stadio, e quindi bisogna anche così far sì che anche la squadra inizi a crederci di nuovo. Beh, lo stesso Spalletti, che ovviamente è stato molto sincero, molto onesto. Io ho apprezzato, devo dire, tantissimo le parole di Spalletti, che uno che non si parla mai addosso, perché poi bisogna seguirlo anche nelle sue metafore, nelle sue allegorie, però non sono mai messe lì a caso. In questo caso ho usato poche metafore e poche allegorie, ha detto quello che pensiamo tutti, cioè che la società ha chiesto un taglio di stipendi, una nuova politica, ed è ovvio che con il taglio degli ingaggi è più facile andare sui giovani che sui giocatori importanti, Certo. è più facile andare a investire sui cartellini che non sugli stipendi, però poi una cosa è il prodotto finito, e quindi penso si riferisse, una cosa è prendo Dybala e Wijnaldum, che sono già giocatori fatti, una cosa è andare a prendere Kvara o Kim, che devono ancora farsi a certi livelli. Questo però non vuol dire che poi il Napoli magari farà meno punti di alta, perché poi il calcio è bello anche per questo, e ci sono allenatori, e io metto Spalletti tra questi, che fanno la differenza perché riescono magari a prendere un giocatore non da prodotto finito, però grazie alla loro sapienza, alla loro maestria li fanno crescere velocemente, e all'interno di organizzazioni di gioco collettiva li possono esaltare. Abbiamo un esempio fulgido, il Napoli di Sarri per 3 anni, ma devo dire che anche lo scorso anno il Napoli ha ottenuto lo scudetto, quindi, e nessuno in estate pensava a quello. Pensavamo dopo Verona, dopo la Fatal Verona, pensavamo al quarto posto come massimo obiettivo, poi invece a un certo punto il quarto posto sembrava quasi un fallimento, perché il Napoli ci ha deliziato giocando un gran calcio fino a un certo punto per lo scudetto. Quindi io dico, per amor di Dio, sano realismo in questo momento, adesso Juve, Giusto. Inter, Milan e Roma forse sono adesso sulla carta, perché poi il campo è un'altra cosa, superiori al Napoli, però da qui al 1 settembre magari il Napoli riuscirà a fare degli acquisti che lo rimetteranno di nuovo in competizione per i primi posti. Assolutamente sì, Ciro. A questo punto vado a completare anche il capitolo portieri chiedendoti di Alex Meret e del suo futuro, perché insomma sembra A parte che abbastanza oggi segnato l'addio al Napoli. sì, quello che mi arriva da Castel di Sangro è che se non si è allenato perché era già previsto, non perché deve andare via, Mm. perché ha fatto allenamento, quindi diciamo, questo mi è stato detto, Meret resta a Napoli fino a che non arriva un portiere, e il portiere è Kepa, quindi c'è un accordo con lo Spezia sulla parola. Spezia che nel frattempo deve vendere Provedel, stanno ancora discutendo con la Lazio, però quindi insomma diciamo non c'è fretta, però mi sembra che sia quello il destino, perché il Leicester, che pure cercava Meret, forse sta dirigendo su un altro profilo, perché c'erano 3 portieri in corsa per la porta del Leicester dopo l'addio di Schmeichel a Nizza, e quindi tutto porta Meret verso lo Spezia dopo il rinnovo. Però perché Gotti lo conosce da ragazzino quando Sì. militava nelle regioni dell'Udinese, forse gli farà anche bene stare arrivando in una piazza un po' più tranquilla, dove giocherà senza l'assillo di un portiere importante alle spalle, e quindi mentre invece il Napoli, che il prossimo anno dovrà lottare per obiettivi importanti, avrà bisogno di gente pronta, non solo di giovani. L'esperienza di Kepa sicuramente farà bene al Napoli. Io continuo a parlare di Kepa e non di alti profili, non perché gli alti profili siano stati abbandonati, nel senso che il Napoli sicuramente, come facevo con Kim, prima che Kim firmasse, il Napoli parlava con Diallo, parlava con Bailey, parlava con questi giocatori qua. Oggi sicuramente qualche colloquio con i procuratori di alcuni portieri sono andati avanti, anche se per Neto è sfumato, perché so che va in Premier e non va al Napoli. Trapp non è stato mai di fatto in lista, perché il Napoli si informò appena seppe le condizioni dell'Eintracht, non l'ha più seguito, quindi Navas credo che per i costi eccessivi, anche per la disponibilità del Paris Saint-Germain a non concedere i vantaggi che del Chelsea, faccio un esempio, cioè alla fine Wijnaldum è andato in prestito con diritto alla Roma, ma il Paris Saint-Germain non gli ha pagato il 75% dello stipendio, cioè la Roma gli versa il 50%. E Navas, che guadagna più di Kepa, sarebbe quel discorso lì. Ecco perché credo che alla fine il discorso sarà sempre quello, cioè sarà di darlo al Napoli. Si troverà una sintesi. Io non credo che avremo
risposte diverse, un po' come è successo per Kim, però bisogna capire quando accadrà. I disegni del Napoli erano e sono, per dire che siamo a giovedì, di chiudere in questa settimana il portiere. Non so se ci riuscirà o invece bisogna aspettare anche la prossima settimana, insomma, col campionato alle porte. Assolutamente sì, Ciro, ti giro anche qualche messaggio e domanda a questo punto ai nostri telespettatori, perché ovviamente l'altro tormentone dell'estate è Petagna-Monza. E allora ti chiedono, ma cosa sta bloccando la cessione di Petagna al Monza? Ma almeno due o tre cose, come dico da tempo. Prima la volontà del Monza, che ad oggi non ha la disponibilità economica per chiudere un discorso importante, perché deve piazzare diversi giocatori in esubero, che vantano anche Mm, comunque stipendi che per il Monza sono importanti, magari per il Napoli no, però per un club come il Monza, che ha un fatturato diverso al di là della proprietà, contano e ne ha parecchi, sono almeno 10 giocatori in uscita. Fino adesso ha piazzato di quei 10 solo Bettella. Il secondo punto è la formula. mm. Il Napoli vuole un prestito oneroso già importante, almeno di 5 milioni, mentre invece il Monza vorrebbe pagare come prestito oneroso 2 milioni in partenza. E poi l'obbligo di riscatto che il Monza vuole fissare a 11, massimo 12 milioni, e il Napoli ne vuole 15. Mentre invece sul tipo di operazione non mi risulta ci siano problemi, cioè il Napoli ha accettato che l'obbligo sia condizionato alla permanenza del Monza in Serie A. Perfetto, e a questo punto ovviamente collegato poi il discorso di Del Simeone che Ciolito. continua insomma ad attendere il via libera. Eh beh certo, il Ciolito scalpita, è utile negarlo, anche Mm, perché sperava di chiudere prima, però il Napoli, bisogna essere corretti nel riportare le notizie, non ha mai dato una data a Simeone, se non quello, appena vendiamo Petagna andiamo a parlare con Setti. Ovviamente il Napoli parla informalmente con Setti perché certo. ci sono dei rapporti personali tra il direttore sportivo azzurro e Setti che insomma hanno lavorato insieme, quindi ovvio ma sono colloqui informali, nel senso che ma che stai facendo, ma allora com'è la situazione, ma tu e anche e ovviamente il Napoli si informa anche su eventuali interessi perché è uscito fuori il Dortmund, è uscito fuori forse magari per mettere pressione al Napoli lo stesso Monza, Mm, però sì. magari era più una tattica di mercato per mettere pressione al Napoli su Petagna, capisci? Però ad oggi insomma mi sembra che il Verona stia ancora aspettando il Napoli, l'ho anche Ciolito, però fino a che non firmi lo puoi perdere, cioè sono giocatori che puoi sempre perdere, questo vale per tutti, se domani mattina, uso un paradosso, non accadrà, è un paradosso, domani mattina Andrea Agnelli chiama Carnevali, dice guarda ma quando ti offre il Napoli? 30, 31, me lo piglio io, magari lo perdi, anche se per dirti, oggi come oggi mi sembra che il Napoli sia molto avanti, però finché non c'è la firma tutto può accadere nel mercato. Questo Mm. bisogna sempre ricordarlo agli amici in ascolto. Fino a che non ci sono le firme, le chiacchiere stanno a zero. Una cosa è il contenuto giornalistico, cioè definire un giocatore molto vicino. Una cosa poi è la realtà dei fatti, cioè la firma dei contratti, le email e il tesseramento. E ad oggi questo non c'è, né per Raspadori, né per Kepa, né per Simeone. Assolutamente sì. Ciro, io metto un attimo in stand-by il mercato, poi ovviamente se ci sono altri aggiornamenti mi affido a te perché oggi è un po' il Mertens Day, ieri abbiamo visto tutti quanti, ci siamo tutti un po' Sì, commossi di fronte al video di addio di Dries Mertens, quest'oggi gli abbiamo dedicato ovviamente anche varie edizioni dei nostri vari programmi, vari spezzoni. Io voglio sapere anche la tua, che cosa ne pensi dell'addio di Mertens, cosa ha significato anche Mertens per te, magari ricordo il gol che ti ha emozionato di più. allora, vedi, ancora in questo caso torniamo al discorso di prima, devo separare il cuore dalla mente. Allora, Esatto. il cuore azzurro, ovviamente è ovvio che come fai a non commuoverti o comunque a non avere un ricordo del giocatore che ha segnato più gol con la maglia del Napoli. Cioè, i gol di Ciro, poi si chiama Ciro, quindi capisci che questo me lo rende ulteriormente ancora più vicino, perché è un onore insomma sapere che un idolo di Napoli ha scelto di chiamarsi Ciro per mostrare tutta la sua napoletanità, quindi io con orgoglio rivendico questo fattore. I gol sono come i figli, secondo me, e tutti i gol che Mertens, ma dico tutti i giocatori del Napoli segnano, sono tutti belli, dal primo all'ultimo, perché sono come i figli non si scelgono, e non si pesano. E quindi io dico grazie a Ciro Mertens per tutti i gol che mi ha regalato e ci ha regalato.
e gli auguro un futuro radioso perché lo merita. Poi c'è la testa, cioè il professionista. Il professionista ha un aspetto che deve avere un aspetto un po' più distaccato e deve valutare. Il Napoli in questo momento non è nelle condizioni di accettare le richieste di Mertens, considerata l'età del calciatore e il momento particolare. E allora la domanda è questa: meglio spendere soldi per Mertens, che forse è un campione che ha più passato alle spalle che presente, o investire soldi sul Raspadori, che ha molto più presente e futuro davanti a sé che un passato alle spalle? Allora io penso che nel calcio bisogna invece fare queste valutazioni. E quindi io, fossi stato in via Laurentiis, tra Raspadori e Mertens, avrei anche optato per il futuro e per il presente, che si chiama Raspadori. Mertens è un ricordo, resterà, è un ricordo vivo, fresco, la ferita è ancora calda, mi rendo conto, però poi nel calcio bisogna fare anche delle scelte, insomma, tecniche, strategiche e aziendali. Sì, effettivamente, insomma, la piazza è spaccata. Io sto leggendo anche i messaggi, c'è chi... La piazza ha ragione col cuore, e il cuore si fa sempre Esattamente, Ciro. mettere. Il giornalista secondo me deve ragionare con la testa, se fa bene il proprio lavoro. E io con la Sono testa, da esperto di assolutamente mercato, d'accordo di con te. bilancio, con molto distacco, quindi con necessario e dovuto distacco, perché sennò questa professione non puoi fare il tifoso, non te lo puoi permettere. E questo essere tifoso è un lusso che un giornalista professionista non può permettersi. Io posso definirmi innamorato Giusto. del Napoli, da ragazzo ero tifoso, poi sono innamorato del Napoli perché è la squadra della mia città, è la squadra che rappresenta la mia identità culturale. Io, anche se non vivo più a Napoli, mi sento campano, napoletano fino al midollo dell'osso, anche perché sono nato a Torre, però da famiglia napoletana. Mamma purtroppo non c'è più, era napoletano, mio nonno era napoletano anche se abitava a Torre, è stato mio nonno Vincenzo a 6 anni a educarmi all'amore verso il Napoli, portandomi al San Paolo la prima volta, poi papà. Quindi il Napoli per me è un sentimento, però nel momento in cui ho scelto di fare il professionista, io devo valutare sempre con naturale distacco, così come un presidente, un direttore sportivo, un allenatore non possono permettersi il lusso di lasciarsi andare ai sentimenti, perché magari quel giocatore ti ha dato tanto, perché magari è un bravo ragazzo, quindi c'è costruito anche un rapporto umano nello spogliatoio. Nel momento in cui sei chiamato a delle scelte devi azionare la testa, cosa che i tifosi giustamente non fanno, perché i tifosi esprimono passione, i dirigenti, i giornalisti invece secondo me devono esprimere competenza e razionalità. Mm. E sono Come ancora la una vedo volta, io la vedo Ciro, così. no, no, io sono d'accordo Poi, con ma te, il maggior ragione poi giornalista... se lavori il- per l'azienda di Stato, per il servizio pubblico, il canone lo paga tutta Italia, non lo pagano solo i tifosi del Napoli. Certo. Quindi a maggior ragione devi rispetto a tutti. E l'unico modo per rispettare tutti è essere onesto con te stesso e dare... Poi nel mio privato, come tutti gli esseri umani, ho le mie simpatie. È normale. C'è un allenatore che stimo di più, un allenatore che stimo di meno, c'è un allenatore col quale parlo di più, un altro col quale parlo di meno, però vi posso garantire che tutte le volte che mi sono espresso su un allenatore, su un giocatore, non mi sono mai lasciato condizionare dal rapporto. Magari non ho massacrato un allenatore amico, l'ho criticato, massacrato no, Sì. però non sono mai venuto meno alle regole deontologiche che impongono la professione, cioè dire ciò che posso aver sbagliato un pronostico, ma l'ho sbagliato in buona fede, non perché ero amico o nemico di quel giocatore, di quell'allenatore o di quel presidente. Ciro, ti giro un'ultima curiosità dei nostri telespettatori. Ti chiedono a questo punto, perché molti si interrogano, ma come mai il Chelsea, per quanto riguarda Kepa, un giocatore che è costato 80 milioni, è disposto a darlo al Napoli pagando gran parte dell'ingaggio? Si chiedono questo, Perché come il mai il Chelsea momento, avalla questa operazione? perché il momento è quello che è, Mm. tranne le squadre di Premier, nessuna squadra al mondo può permettersi lo stipendio di Kepa. Nessuna squadra al mondo può avvicinarsi a un investimento che potrebbe consentire al Chelsea di fare quantomeno un pareggio di bilancio, perché non devi venderlo a 80, l'ammortamento già ha portato via, da quando sta al Chelsea? 4 anni, non mi sbaglio, insomma. E quindi Sì, 3 anni o anche 4 dividere. anni. Dovete dividerlo per i 5 anni di contratto, ogni anno di contratto volete fare la divisione, e quindi diciamo per non fare minusvalenza dovrebbero venderlo penso sui 40-45 milioni. Ditemi oggi quale club che non sia di Premier
ha la forza per poter investire 45 milioni su un giocatore che sono 2 anni che non gioca, perché sono 2 anni che non gioca nel Chelsea, e che ha lo stipendio che ha Kepa. È ovvio che questo vale anche per il Paris Saint-Germain, Certo. che ha dei giocatori importantissimi, ma intanto li deve andare a regalare, perché ditemi voi, 3 anni fa se noi pensavamo che un giocatore del livello di Wijnaldum veniva dato in prestito con diritto, manco con l'obbligo, a 8 milioni, col pagamento del 50% di stipendi. Ditemi voi, succede, il Covid, la pandemia, la crisi, insomma, ripeto, tranne l'Inghilterra, che beati loro, sono pieni di soldi grazie ai televisivi, nessun club al mondo può permettersi questi, se pensate anche Barcellona e Real Madrid negli ultimi anni ha dovuto fare un po' così i conti su, parliamo dei club più ricchi del mondo per fatturato, no? Insieme al Manchester United, credo. Eppure anche loro hanno dovuto a un certo punto aspettare determinate cose, hanno dovuto vendere prima di comprare, e quindi per dire, figuriamoci club normali. Quindi ecco perché. Però è giusto ricordare che il portiere non ha tutti questi acquirenti, tranne il Napoli, perché sono 2 anni che non gioca. Il Napoli è pronto a scommettere sul suo rilancio, magari qualche altro club che in Inghilterra potrebbe permetterselo, penso all'Leicester, che perde Michael, ma Abbiamo perso, non sento più Ciro, non sento più Ciro Venerato, l'abbiamo perso proprio sull'ultima curiosità per quanto riguarda la situazione di Kepa. Ci stava spiegando anche perché un giocatore come Kepa va ad accettare il Napoli piuttosto che, insomma, o meglio, il Chelsea va a vendere un giocatore come Kepa al Napoli pagando gran parte dell'ingaggio. Io, tra l'altro, aggiungo a quello che stava giustamente dicendo Ciro che il Chelsea, giustamente, in questo momento se ne vuole liberare, sempre tra virgolette, anche per risparmiare leggermente sullo stipendio. Ciro, ti sento nuovamente, eccoci. io no, dicevo quindi per dirti in Inghilterra magari hanno fatto valutazioni tecniche Sì. diverse, nel senso che Kepa non ha avuto questo mercato, o magari anche il Chelsea non vuole rafforzare una diretta concorrente, ma magari far sì che un club non della Premier possa prendere un giocatore che potenzialmente, se torna quasi una volta, potrebbe creare problemi in campionato da avversario al Chelsea. C'è anche questo. Perfetto, Ciro, come sempre sei stato puntuale e illuminante. Io ti mando un grande abbraccio, ti saluto e ti ringrazio Per come ricambio. sempre per aver accettato il nostro invito. A voi buonasera a tutti e un saluto affettuoso a tutti gli amici di Calcio Napoli 24. Grazie Riccardo. Grazie mille a Ciro Venerato, collega di Rai Sport. Vado anche a concludere il discorso Kepa, quello che stavo dicendo. Oltre alle scelte che magari può fare il Chelsea di preferire, diciamo, l'estero piuttosto che andare a rinforzare quella che può essere una diretta concorrente come il Leicester, anche magari la volontà di Kepa di allontanarsi dalla Premier League e quindi andare a giocare in un club come il Napoli, che ricordiamolo fa la Champions quest'anno, nell'anno del mondiale, quindi anche questi sono assolutamente dei, diciamo così, dettagli da non tralasciare per quanto riguarda la situazione Kepa. Insomma, abbiamo visto, si continua a trattare, ci auguriamo che in questo weekend, entro questo weekend, possano esserci degli aggiornamenti positivi, i giocatori restano vicini, ma ormai dire sono vicini non vuol dire praticamente nulla perché o si chiude o si firma oppure si può essere vicini quanto si vuole, se poi non si conclude l'operazione rischiamo di restare con un pugno di mosche. Leggo qualche messaggio in attesa di andare nuovamente in collegamento. Allora, con Kepa e Raspadori siamo competitivi per entrare in Champions? Io dico di sì, ma mancherebbe anche un attaccante, caro Gianni Lopez. Poi sulla carta io non vado mai a vedere. Sulla carta sì, potresti essere anche, diciamo così, competitivo. Lo decide il campo, lo vediamo il campo. Certo, arrivare a 10 giorni dall'inizio del campionato con una squadra ancora incompleta potrebbe essere assolutamente un problema proprio per trovare una chimica tra tutti questi giocatori nuovi. Torniamo però in collegamento perché Emanuele Bernardo in regia mi dice che siamo pronti per andare e salutare anche Luca Cerchione questa sera. Ciao Luca, buonasera. Chi devo dire? Buonasera Ricky. Buonasera a te, caro Luca. Stiamo parlando ovviamente dei soliti nomi per quanto riguarda il calciomercato. Con te, però, voglio aprire al tema di giornata, perché anche quest'oggi, durante il filo diretto, abbiamo parlato ovviamente di Dries Mertens, perché
l'addio di ieri di Mertens, insomma, ci ha toccato un po' tutti il video di Dries Mertens. Io non voglio entrare nella maniera più assoluta del perché non ha accettato i 2 milioni e 4, eccetera, eccetera. Se un giocatore dice addio, adesso a prescindere la cosa non è andata, celebriamolo per quello che è stato a Napoli. Secondo me un grandissimo che ci ha fatto emozionare. E allora voglio chiedere anche a te, se ti dico Dries Mertens, qual è l'emozione che diciamo ti suscita il belga? Beh, Dries Mertens per quelli della nostra generazione secondo me è stato il calciatore che più si è avvicinato, non tanto per i gol che ha anche superato, ma per l'estro e per i colpi di genio a Maradona. È chiaro che la sua partenza fa male perché il Napoli perde l'ennesimo senatore, fa male perché Napoli perde un figlio della città a tutti gli effetti. Nel video saluto lui ci ha tenuto a presentarsi come nostro concittadino e noi siamo onorati di ciò. E perdiamo dal punto di vista umano, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista caratteriale, secondo me. Assolutamente sì, insomma, poi anche dal punto di vista, ti dico, emotivo, perché i gol e le emozioni che ci ha regalato Dries Mertens, io ti svelo un piccolo segreto. Io qui sulla mia destra, diciamo, sulla libreria, ho due maglie, diciamo così, esposte. Una del più grande di tutti e l'altra è quella di Dries Mertens, proprio una a fianco all'altro. Quindi, proprio per farti capire anche nella concezione di noi, diciamo, questa generazione qua, quanto Dries Mertens abbia inciso anche nelle emozioni che ci ha saputo regalare in questi anni. Quindi, qualsiasi sia il suo futuro, e dovrebbe essere Galatasaray a questo punto, noi non possiamo fare altro che augurargli un grandissimo in bocca al lupo e perché no, magari sperare che le strade di Napoli e di Mertens si possano reincrociare non solo dal punto di vista umano, ma anche professionale in futuro. Magari, chissà, potrebbe essere un futuro dirigente del club Non partenopeo. sarà la Detto ciò, stessa cosa, Ricky, purtroppo. Non sì, sarà la stessa cosa perché lo questa so, era lo una so. storia d'amore che non doveva finire in questo momento. Ti ripeto, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista affettivo, non doveva finire. Adesso è finita e amen. In futuro magari potrà tornare da allenatore, ma dovremo sempre capire se il ragazzo vorrà perseguire la carriera di allenatore. Secondo me, Sì. per quelle che sono le abitudini di vita di Dries, che è un viaggiatore, non lo vedo tanto vincolato a un solo club, ma lo vedo più come insomma, un talent scout, immagino una cosa del genere nel suo futuro. Potrebbe essere un'idea. Lui aveva parlato in qualche intervista, insomma, di qualche mese fa della possibilità di allenare i giovani, di star vicino, insomma, ai ragazzi. Vedremo poi quello che sarà il futuro di Dries Mertens. Tra poco parliamo anche di mercato. Prima, però, Luca, andiamo a Castel di Sangro dal nostro Marco Lombardi, perché anche lì ci sono delle novità, degli aggiornamenti, perché quest'oggi, caro Marco Lombardi, tra poco ti vedremo anche in sovraimpressione, eccoti lì, vicino Piazza del Plebiscito, in quel di Castel di Sangro, se non vado errato. E beh, quest'oggi qualche nota dall'allenamento effettivamente è emersa. Lascio a te la parola e ovviamente ti saluto nuovamente. Assolutamente sì, buonasera Riccardo, buonasera Luca e a tutti i nostri telespettatori. È stata Ciao una seduta Marco. pomeridiana molto interessante anche perché gli azzurri si sono disposti in vari gruppi. Per quanto riguarda un gruppo, ovvero quello formato da chi ha giocato da titolare ieri sera, quindi che ha giocato più minuti contro il Girona, hanno svolto delle simpatiche e divertenti partite di calcio tennis. Poi per quanto riguarda invece tutti gli altri, esercitazioni tecnico-tattiche in una partitella a campo medio-grande per quanto riguarda appunto le fasi offensive e difensive, mentre alla fine partite da campo ridotto per coloro i quali hanno giocato meno minuti ieri contro il Girona. Protagonista del calcio tennis uno scatenato Kim, che è di fatto ormai un membro a tutto tondo dello spogliatoio azzurro, così come Zambo Anghissà, il quale poi a fine allenamento si è intrattenuto a lungo per circa 5 minuti a colloquio con Luciano Spalletti, che in tutte le 3 amichevoli giocate fino ad ora e molte volte durante l'allenamento va a catechizzare proprio il giocatore africano per dargli
delle indicazioni tecnico-tattiche ulteriori e sembra, almeno da quello che è la mia opinione, da quello che ho percepito, sembra che sia proprio lui il giocatore che quest'anno avrà le chiavi da leader del centrocampo, perché davvero in ogni momento, in ogni partita, in ogni cooling break, in ogni fine allenamento Spalletti si confronta con Anghissà, dei colloqui e dei faccia a faccia molto interessanti anche da vedere, l'abbiamo filmato tra l'altro, quindi è sul nostro canale YouTube e lo proporremo anche in TV magari nelle prossime ore, quindi diciamo questa è una nota molto interessante. Nota invece legata ai tifosi: c'è stata una novità importante, perché dopo tantissime richieste, anche esortazioni da parte nostra in primis, c'è stato un annuncio durante l'allenamento da parte del direttore dell'area comunicazione Nicola Lombardo, che ha annunciato a tutti i tifosi presenti che a termine dell'allenamento vi sarebbe stata una sessione di autografi e foto con alcuni giocatori azzurri. Si sono fermati all'esterno della zona della tribuna coperta Zanoli, Zerbin, Rachmani e anche Gianluca Gaetano, che appunto hanno effettuato delle firme ai tifosi giunti sul posto. Circa 300 tifosi sono accalcati prima in una zona antistante, quella delle firme, dove veniva effettuata una sorta di prefiltraggio, poi venivano accompagnati a gruppetti di 30 tifosi più avanti verso appunto la zona designata per le firme, che era proprio a 2 passi dall'ingresso poi degli spogliatoi dello stadio Patini. Quindi seppur con grave ritardo, anche perché mancavano solo l'allenamento di oggi e l'allenamento di domani, il Napoli ha voluto comunque chiudere, fare un occhiolino, diciamo, ai tifosi e avvicinarsi a loro, e diciamo è stata una scelta positiva, ma comunque anche la modalità non ha convinto i tifosi presenti. Poi vabbè, magari ne parleremo meglio domani nel corso di speciale Calcio Napoli 24 a Castel di Sangro alle ore 11. Luca, ti lascio l'ultima curiosità per Marco prima di liberarlo. No, volevo chiedere a Marco le sensazioni che ha avuto ieri durante e dopo la gara. Diciamo che il Napoli ha vinto, ovviamente sappiamo che queste sono sgambate, e vedere la partita dalla TV, o meglio dal PC, mettiamo le cose in chiaro, non è la stessa cosa del vederle dal campo. Assolutamente sì, e caro Luca, devo dire che c'è stato un passo avanti rispetto alle sfide contro la Dana e Maiorca da parte della squadra azzurra. Va detto che ovviamente il Girona, tra le 4 avversarie di questa tournée nell'Alto Sangro, è quella meno forte, è un dato oggettivo, anche perché sale dalla Serie B spagnola, ma ovviamente ora in Liga. Ma dicevo, c'è stato un passo avanti per quanto riguarda la squadra azzurra, ma vanno comunque sottolineate le solite ormai difficoltà in fase difensiva contro i cosiddetti piccoletti che giocano fra le linee. Contro il Mallorca c'è stato Lee Kwang-in, che ha fatto davvero sfacelli in mezzo al campo quando è entrato. Stessa identica cosa ieri, noi in tribuna eravamo tutti esterrefatti perché sembrava di rivivere ciò che era accaduto nel secondo tempo di Napoli-Mallorca. Entra Saitz, il numero 10, piccoletto anche lui, fra le linee ha fatto il bello e il cattivo tempo di fatto, facendo impazzire sia Kim che Rachmani proprio sui 2 centrali. Quindi proprio su questa questione, ovvero degli avversari che giocano fra le linee e riescono a magari con delle triangolazioni strette riescono ad aggirare la difesa azzurra, è proprio su questo che Spalletti sta lavorando molto bene, anzi molto approfonditamente, e se si sono visti comunque dei piccoli miglioramenti, c'è tantissimo da lavorare. Ma ricordiamo che Kim, che sarà il perno fondamentale della difesa azzurra, è arrivato di fatto da una settimana o poco più, ha svolto neanche una decina di allenamenti con il resto della squadra, ed è proprio con Kim che Rachmani ieri usava una sorta di telecomando vocale, perché lo ha guidato più e più volte nella fase difensiva, soprattutto per quanto riguarda lo scappare all'indietro durante i contropiedi o per quanto riguarda la linea da tenere per il fuorigioco. Quindi segnali positivi, sì, uno Spalletti molto molto concentrato, soprattutto con Anghissà anche ieri sera durante i vari cooling break. Quindi una nota positiva, sì, c'è stata la vittoria, ma c'è tantissimo da lavorare e il tempo stringe, perché fra 11 giorni, fra 12 giorni
anzi no, fra 11 giorni, c'è Sì. l'esordio a Verona contro l'Hellas, quindi davvero Spalletti deve fare presto e magari ne avete parlato anche voi, la situazione del portiere va risolta quanto prima. Marco, io ti saluto, visto che state anche illuminando tutta Castel di Sangro, in Ricky, questo posso? momento si vede un faro nella notte. Vai, Luca, Volevo chiedere l'ultima cosa a Marco, vai. visto che c'è qualcuno che negli ultimi giorni ha parlato di un andamento claudicante di Kim a causa di una grave frattura alla tibia subita qualche anno fa. Noi dal PC non abbiamo notato nulla di tutto ciò. Tu dal campo cosa hai visto? Io dal campo lo vedo sfrecciare e prendere a gomitate chiunque, quindi claudicante proprio no, anzi proprio a livello fisico è una dei suoi punti fondamentali, dei suoi punti chiave di questo inizio di avventura col Napoli, quindi proprio questo mi sento di escluderlo almeno alla vista, poi non so se dal punto di vista radiografico come sia la situazione per Kim, ma a livello visivo, che è l'unico a cui possiamo far fede, Kim sembra in ottima forma, anzi è tra i più in forma della squadra, nonostante sia arrivato da poco. Io tra l'altro l'ho visto proprio a pochi centimetri da me durante la sua presentazione al Teatro Comunale di Castel di Sangro ed è assolutamente integro. Fai attenzione che se ti becca placca anche te, Kim, rispetto a quello che stiamo vedendo anche in campo. Grazie mille, Vero. Marco. Buona serata a te, buona serata a Claudio Russo, ovviamente a Lorenzo Sorianiello, i nostri inviati in quel di Castel di Sangro. Grazie mille, ragazzi. A domani. Ciao Marco, grazie. Grazie a te Riccardo, un saluto a Luca e a tutti i nostri telespettatori. Grazie, grazie mille ai nostri splendidi inviati in quel di Castel di Sangro. Luca, tra poco commento con te anche quello che è successo ieri, non solo il mercato, però io intanto leggevo una notizia. È ufficiale il passaggio di Ricky Puig, credo si pronunci così, dal Barcellona ai Los Angeles Galaxy fino al 2025. Cioè, Ricky Puig, che è uno dei giocatori giovani talenti migliori secondo me, è vero, nell'ultimo anno un po' in ombra, ma ha un grandissimo potenziale, classe, cos'è, 2000 se non vado errato, o 99, e classe 99 passa ai Los Angeles Galaxy. Ma non è che sta MLS un po' alla volta potrebbe diventare insomma una lega competitiva? Seppur io, classe 99 così giovane, non ci andrei in MLS. Certo, ti offrono una barca di soldi, però. Ma Ricky, allora, innanzitutto il tuo omonimo Ricky Eh, Puig, o come lo chiama l'amico Pardo, Ricky Puig, non so come si pronunci Puig. perché francamente lo spagnolo non è una Non lo lingua so, che non lo so. mastico. E sì, è andato in MLS e a questo punto dobbiamo incominciare a credere ad Amico che ci ha Eh, detto attraverso le colonne, se non erro, della Gazzetta ieri o l'altro ieri, che l'MLS è il campionato del futuro, perché ci sono i soldi, ci sono le strutture e adesso incominciano ad arrivare anche i calciatori. Tutto sommato, Ricky Puig, se ben ricordiamo, un paio d'anni fa veniva individuato come il nuovo Lionel Messi in quelli di Barcellona. esatto. Non esattamente l'ultimo arrivato, è un classe 99, non viene da una stagione sicuramente esaltante, però a 22 anni perdere un talento mondiale così, 22-23 li compirà il prossimo 13 di agosto, è difficile. Diciamo che a questo punto possiamo incominciare a credere anche a Bernardeschi e Insigne quando ci dicono no, i soldi sono arrivati in secondo piano, noi siamo andati per C'è il il progetto. progetto. Esattamente. Vabbè, Basta che gli vediamo. americani Faccio... non ci fregano pure il calcio perché poi è finita. Ci hanno già fregato tutto. Se si fregano pure il calcio, poi non so che altro facciamo. Detto ciò, Ricky, veniamo a faccio una cose nostre. provocazione. Sì, Vediamo, vai, vediamo vai. quando e se ci sarà un tetto ingaggi massimo come è accaduto con la Cina, perché se ben ricordi 5-6 anni fa anche la Cina Sì. doveva essere il nuovo paradiso del calcio mondiale, poi quando è stato messo il tetto ingaggi a 1,5 milioni di dollari si è fermato tutto, sono andati via tutti. Assolutamente sì, vediamo quello che succederà anche con gli americani che fanno ovviamente dello sport nel senso stretto entertainment, fanno intrattenimento, a loro è quello che interessa più di tutto, più che dal lato sportivo. Luca, ti chiedo in primis anche un commento sull'amichevole di ieri e poi ti giro una domanda che fanno a me, ma io la giro
indirettamente a te. Secondo te basteranno Kepa e Raspadori per la Champions? Secondo Francesco L servirebbe anche Simeone e un sostituto di Anghissà o Lobotka per il Napoli. Parti da questo e poi ti chiedo anche il tuo parere sull'amichevole di ieri. Allora, partiamo dall'amichevole, che è la cosa più semplice. Ovviamente commentare una sgambata contro una Sì. squadra come quella che abbiamo affrontato ieri lascia il tempo che trova, e sicuramente siamo rinfrancati e rincuorati dal fatto di aver portato finalmente a casa una vittoria che non vale nulla. Ovviamente è una battuta, scherzo. Sono sgambate. Spalletti è stato chiaro fin dal principio, non teniamole in considerazione. Magari possiamo trarre qualche conclusione tattica sul 4-2-3-1 o sul 4-3-3. La domanda più complessa è quella che ci arriva anche dai nostri telespettatori, ovvero chi manca a questa squadra per competere. Beh, ad oggi ti dico che il Napoli ha bisogno di risolvere due grane importanti. La prima è quella relativa al portiere, perché Alex Meret ha accettato di essere trattato come il secondo di Ospina per tutta la sua avventura al Napoli, ha accettato che il Napoli gli facesse la proposta di rinnovo solo dopo che Ospina ha dato buca allo stesso club di Aurelio De Laurentiis. Gli sono state fatte delle promesse, e te lo posso garantire, te lo dico in esclusiva perché oggi ho parlato lungamente con l'entourage di Alex Meret, promesse che poi sono Mm. state disattese. In realtà, in sostanza, l'entourage di Meret, lo stesso Alex, sono molto risentiti con il Napoli. Perché? Perché il Napoli aveva promesso al ragazzo non tanto l'aspetto economico, perché il ragazzo chiede 1,5 milioni di euro, quindi è ampiamente nel budget del Napoli, ma un ruolo da protagonista. Gli è stato promesso questo, poi ovviamente abbiamo saputo che il Napoli sotto traccia lavorava ad un profilo esperto. È chiaro che lavorare sotto traccia ha infastidito il ragazzo, che ad oggi non è intenzionato a firmare il rinnovo fin tanto che non sa chi sarà il secondo e se sarà un secondo di suo gradimento. Tra le altre cose, il procuratore di Alex Meret, Federico Pastorello, ha lavorato sotto traccia anche lui, perché in realtà al Napoli risultavano solo gli interessamenti di Torino, che lo voleva in prestito e quindi De Laurentiis non prendeva in considerazione l'idea, e Leicester. D'improvviso è arrivata fuori questa intenzione dello Spezia di prendere il ragazzo, e ti dirò di più. Lì ci potrebbe essere uno scambio di prestiti. Meret va a fare il primo allo Spezia, e arriva invece a Napoli Provedel, sempre anche lui in scadenza nel 2023. Questo perché? Perché entrambi sono in scadenza nel 2023, quindi entrambi andrebbero rinnovati per poi essere mandati in prestito. Ma Provedel potrebbe essere un ottimo sostituto in prestito per un anno di Alex Meret, perché a parte avere il passaporto italiano, ha fatto anche il settore giovanile in Italia, quindi dal punto di vista delle Sì. liste non cambierebbe nulla nel Napoli, e questa è una cosa, un aspetto fondamentale che non mi ha trascurato. Comunque, in ogni caso, oggi, dopo aver lungamente parlato con l'entourage di Meret, ti posso garantire che il ragazzo in questo momento è assolutamente contrariato dalla strategia del Napoli, si è sentito preso in giro. L'altra grana è quella relativa ad Andrea Petagna. Andrea Petagna è fermo nel limbo. Andrea Petagna sa di non essere preso in considerazione da Luciano Spalletti, ma non viene liberato da Aurelio De Laurentiis per andare a preparare la stagione con il Monza, che è la squadra più vicina e che lo vuole più fortemente. Galliani si ferma a 12 milioni di parte fissa più 2/3 di bonus. Il Napoli settimana scorsa aveva aperto, salvo poi richiedere per l'ennesima volta un totale di 20 milioni, quindi non 15. È chiaro che Andrea Petagna sa bene oggi di non valere queste cifre qua, perché è venuto a Napoli a 24 anni e mezzo con un bagaglio di 28 gol in 2 anni in Serie A. Al Napoli in totale ha fatto 5 gol in una manciata di presenze, addirittura una media minuti in base alle presenze che ha fatto di 26 minuti per partita. Quindi il ragazzo è contrariato, sa che sta lavorando inutilmente perché tanto Spalletti non lo tiene in considerazione e non si sta preparando per la prossima stagione. Ora il Napoli ha due grane grandissime da risolvere con i due calciatori che tutto sommato Meret è fondamentale perché ad oggi è l'unico portiere che abbiamo,
Petagna è altrettanto fondamentale perché è il vice di Victor Osimhen e non possiamo Esatto. aspettarci che Osimhen riesca a giocare un'intera stagione. Di conseguenza sono due grane abbastanza importanti. Prima ancora di pensare se nel 4-2-3-1 c'è bisogno di un vice Anghissà o piuttosto che di un vice Lobotka, o nel 4-3-3 c'è bisogno di... Ad oggi il Napoli si sente completo perché se gioca 4-3-3 le coppie sono fatte, le abbiamo già detto la scorsa volta. Elmas Zielinski, Zambò Anghissà, Fabian Ruiz e Demme Quello Lobotka. Se Botka, gioca sì. 4-2-3-1 le coppie sono fatte lo stesso, Siamo lì. stanno provando ad accelerare per Raspadori al punto che il Sassuolo, e te lo posso dare, l'ho twittata, penso che l'avrai già vista un Sì? quarto Sì, d'ora, sì, l'ho 20 letta minuti poco fa, fa. il Sassuolo ha bloccato Armand Laurentier, Sì. che è un calciatore che in questo momento gioca nell'Orient in Francia, potrebbe prendere il posto di Raspadori. Noi L'interesse parlammo della anche Juve era un con la interesse gente un mesetto fa, parlammo anche con la perfetto. gente di Lorientè e ci conferma effettivamente le piste italiane, disse che era stato seguito anche dal Napoli, c'era anche il Torino e qualche altra squadra, ecco l'altra squadra, appunto il Viene fuori il Sassuolo. Sassuolo, sì. Sì, perché in Esattamente. sostanza l'inserimento della Juve non era un inserimento nell'immediato, nel senso che la Juve non ha intenzione di prenderlo oggi Raspadori, la Sì, Juve ha bisogno di risolvere alcune situazioni in uscita, la prima è quella di Moise Kean e la Juve resta comunque sempre vigile sulla situazione Alvaro Morata, l'obiettivo della Juve sarebbe quello di riprendere Morata in prestito ancora per un anno, è ovvio che tesserare un altro calciatore vorrebbe dire perdere potere contrattuale nei confronti della cessione e degli interessati a Kean, di conseguenza la Juve è bloccata. È un profilo Raspadori che interessa anche alla Juve, ma non in questa finestra di mercato. Quindi l'inserimento è stato fatto solo ed esclusivamente per aumentare il prezzo. Nel momento in cui Carnevali ha tassato la pista Juve, ha capito che non era una pista valida nell'immediato, il Napoli è ritornato in pista. C'è ancora una discrepanza tra domanda e offerta perché il Napoli sì. offre 25 milioni di parte fissa, il Sassuolo ne vorrebbe 30 di parte fissa. Col ragazzo c'è accordo totale, si parte da un quinquennale sulla base di 2 milioni netti a stagione più bonus, vedremo se riuscirà De Laurentiis a convincere, sappiamo che De Laurentiis fa lui i prezzi, se ha puntato Certo. 25 è difficile che rilancerà a Da lì non 30, si muove. vedremo quello che succederà. Esattamente. Assolutamente sì, e aggiungo io, il tempo stringe perché effettivamente il Sassuolo poi comunque ha posto alcune deadline proprio in ottemperanza poi di quelli che sono gli impegni in campionato, non vorrebbe spingersi troppo oltre per quanto riguarda la trattativa Raspadori e poi l'arrivo dell'eventuale sostituto. Luca, io ti abbraccio come sempre virtualmente, poi appena ci vedremo magari anche da vicino ci abbracceremo. Grazie mille per essere stato anche questa sera con noi, è sempre un piacere e un grande onore. Grazie mille a te Ricky per l'invito, un abbraccio a te e a Emanuele Bernardo. Che ricambia, anche se non lo sentiamo, ricambia Emanuele Bernardo, grazie a Luca Cerchione. Siamo arrivati invece in conclusione di questa puntata di speciale calciomercato che torna però come sempre anche domani a partire dalle 20, tutti gli ultimi aggiornamenti, però c'è la programmazione di Calcio Napoli 24 TV a tenervi compagnia per il resto della giornata. Anche domani ci sarà la rassegna stampa, lo speciale calciomercato la sera, il filo diretto, CN24 Live, i collegamenti da Castel di Sangro. Stiamo preparando anche alcune sorprese per voi, quindi non vi resta che restare, scusate il gioco di parole, sintonizzati sui nostri canali Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del digitale terrestre, YouTube, il nostro canale Twitch, ai quali sia YouTube che Twitch vi invito ad iscrivervi, calcionapoli24.it, insomma, tutto questo poi viene gestito, pensate un po', da Emanuele Bernardo, come sempre, che va ringraziato, non facciamo mai mancare i ringraziamenti ad Emanuele Bernardo, perché altrimenti poi non andiamo più in onda. Grazie mille al nostro grande Emanuele Bernardo, un saluto e un ringraziamento a tutti voi da parte di Riccardo Catapano, che vi augura buona serata e buona continuazione su Calcio Napoli 24 TV. A domani.